Ormai è una contesa che si fonda anche sulla richiesta di atti ispettivi da Arnone alla Regione Siciliana, in particolare all'assessorato interessato, che è l'assessorato di Venturi. Il distributore di carburanti in via Emporium a San Leone sarà regolare o no? Ma ora spieghiamo perché è certamente non regolare, ma innanzitutto va dato atto all'assessore Marco Venturi e al governo regionale di essersi attivati immediatamente nel disporre l'attività ispettiva. Quello che a mio modo di vedere è molto singolare, per non dire scandaloso, è il silenzio del sindaco di Agrigento rispetto ad una vicenda che è certamente enorme. Sono stati autorizzati nell'ultimo anno e mezzo non soltanto quel distributore, ma anche altri distributori di benzina non previsti dal piano regolatore generale. Questo distributore di via Emporium ha una serie di particolarità che io tranquillamente posso definire illegali, che riportano tutta la firma dell'ingegnere capo dell'urbanistica oggetto della nota ordinanza cautelare, perché ritenuto inserito in un giro delinquenziale al comune. L'ingegnere in questione il 25/11/2009 rigetta correttamente la richiesta di fare quel distributore in via Emporium e dice non si può fare. Pochi mesi dopo, meno di 2 mesi dopo, l'11 gennaio del 2010, la situazione normativa è sempre la stessa, la situazione di fatto è sempre la stessa, cambia improvvisamente opinione e autorizza quello che solo poche settimane prima non si poteva, per sua opinione, assolutamente fare. Io ho studiato le carte sono inequivoche, è una vicenda che merita un intervento durissimo da parte dell'autorità giudiziaria. Avvocato Arnone, in estrema sintesi però, è stato appena in trasferta a Bologna, dove ha partecipato ad alcune iniziative del Partito Democratico. Ma ieri sono intervenuto all'iniziativa sulla Green Economy, il futuro viene dall'economia verde, conclusa da Pierluigi Bersani. Tra i relatori vi erano i miei referenti nazionali Francesco Ferrante, Ermete Realacci, Roberto Della Seta, con cui abbiamo discusso anche ampiamente delle elezioni comunali di Agrigento e abbiamo addirittura assieme predisposto i punti del sondaggio che la Ipsos sta già effettuando. Poi abbiamo lavorato per oltre 4-5 ore sulle questioni siciliane con Beppe Lumia al Senato, questo l'altro ieri, e abbiamo anche esaminato il quadro politico regionale assieme a Paolo Gentiloni, che viene a concludere un'iniziativa da me organizzata il 18 febbraio con Lumia, Cracolici, Marco Venturi e Totò Cardinale, che ha per oggetto appunto il ruolo del governo regionale del Partito Democratico. Devo solo stabilire, e questo viene demandato a me per ragioni logistiche, essendo io il candidato sindaco, se tenerla a Caltanissetta o ad Agrigento. Concludo con i miei amici, innanzitutto con Paolo Gentiloni, abbiamo anche concordato un intervento per chiedere al Partito Democratico le primarie ad Agrigento.